Dottor Savarino, 1 o 2 giorni dedicato al focus sul carcinoma della mammella, in particolare sulle novità. Ecco, se ci anticipa qualcosa in questo senso. Assolutamente sì. Quest'anno ci sono delle bellissime novità nella gestione del tumore della mammella. Le innovazioni tecnologiche, la nuova diagnostica per immagine ha consentito sempre diagnosi più precoci e questo ci consente ovviamente non solo di intervenire con una chirurgia conservativa che garantisce un aspetto estetico assolutamente eccezionale alla donna che si ammala di tumore della mammella, ma anche di garantire una qualità della vita la migliore possibile a queste donne. Poi il miglioramento delle tecniche di chirurgia plastica contribuisce ulteriormente lì dove è necessario fare comunque una mastectomia perché il tumore è multicentrico, a ricostruire una mammella con un aspetto estetico assolutamente di pregio. Novità anche nell'ambito delle tecnologie radioterapiche, un miglioramento delle tecnologie radioterapiche riduce la tossicità della radioterapia attraverso un adeguato frazionamento della dose, ma principalmente il miglioramento delle nostre conoscenze nell'ambito della biologia del tumore della mammella, in realtà direi dei tumori della mammella perché sono tante malattie diverse tra di loro, ci consente oggi di avere dei marcatori predittivi di risposta ai trattamenti, per cui noi possiamo attuare oggi una medicina basata su una precisione veramente importante, nel senso che possiamo colpire dei bersagli che sono driver per la crescita delle cellule tumorali, oppure possiamo addirittura potenziare il nostro sistema immunitario e guidarlo verso un'aggressione al tumore che ci consente di ottenere delle risposte e delle guarigioni e delle sopravvivenze prima impensabili. In questo corso, che si propone di migliorare la formazione di tutti gli operatori sanitari, sia territoriali che ospedalieri, che si occupano di tumore della mammella, io ho voluto anche inserire una sessione che ritengo estremamente importante, quella della cardio-oncologia. E questo perché? Perché noi abbiamo oggi dei farmaci importantissimi, dei farmaci salvavita, ma questi farmaci possono essere anche aggravati da una tossicità cardiaca a breve o a lungo termine. E allora, per fare in modo che le nostre pazienti possano continuare il trattamento, quindi per un'aderenza adeguata al trattamento che li condurrà verso una guarigione o verso comunque una risposta importante al loro problema oncologico, è necessario che l'oncologo e il cardiologo dedicato si uniscono insieme e sin dall'inizio, sin da quando la paziente deve stabilire quella che sarà la sua strategia terapeutica, si mettono insieme per ridurre la possibilità di tossicità, per gestire nell'eventualità che questa tossicità si verifichi al meglio gli effetti collaterali possibili di queste terapie e per evitare che pazienti che oggi riusciamo a guarire con i farmaci oncologici possano alla lunga poi sviluppare una cardiotossicità che potrebbe compromettere la loro qualità della vita. Quindi una sessione estremamente importante, una maturata consapevolezza che insieme, facendo squadra, con figure professionali differenti, ma tutte dedicate alla gestione di questo tipo di tumore che richiede un'expertise particolare, riusciamo veramente a combatterlo meglio e oggi infatti riusciamo a guarire più dell'80% delle donne che si ammalano di tumore della mammella e a garantire loro una qualità della vita assolutamente normale. Senza però trascurare la prevenzione. Ecco, il suo appello anche verso le donne in particolare, ecco, magari spesso arrivano degli avvisi dell'ASP di fare dei controlli, magari poi vengono un po' dimenticati. Ecco, quanto è importante, dottore Savarino, prevenire? La prevenzione è fondamentale, è l'arma più importante che noi abbiamo per combattere il tumore della mammella. Lei faceva giustamente riferimento allo screening mammografico.
Lo screening mammografico è rivolto dalla nostra azienda alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, è assolutamente gratuito, queste donne vengono invitate a sottoporsi a mammografia ogni 2 anni e questa mammografia viene letta da radiologi dedicati che hanno una formazione adeguata e la lettura viene fatta da almeno 2 radiologi indipendentemente, quindi è una mammografia che viene fatta da persone competenti e in modo sicuro. La mammografia ci consente di vedere noduli molto piccoli, addirittura di fare prevenzione dell'insorgenza del tumore, perché certe volte noi abbiamo una spia che sono le microcalcificazioni, alcune delle quali possono sottintendere la possibilità che ci siano delle cellule che si stanno trasformando e aggredire la zona sede di microcalcificazioni ci consente di prendere quello che è un fattore di rischio per il carcinoma infiltrante, che è il carcinoma in situ, e di guarire assolutamente le donne. Quindi è un invito che noi facciamo come medici, come azienda sanitaria a tutte le donne di rispondere alla chiamata e di sottoporsi alla mammografia, perché una mammografia può salvare la vita. Dottoressa, allora lei oggi qui a questa iniziativa quali novità nel campo della cura del tumore alla mammella? Il tumore della mammella è una malattia estremamente eterogenea, il setting di pazienti con malattia ER2 positiva nell'ultimo anno sta giovando di nuove terapie alternative, terapie innovative, terapie che ci stanno offrendo dei dati sorprendenti in termini di sopravvivenza globale. Questi farmaci sono il trastuzumab vederuxetan, il tucatinib, che hanno rivoluzionato lo scenario terapeutico in un setting di pazienti con malattia prognosi infausta. Quindi l'utilizzo di questi farmaci sta decisamente modificando l'algoritmo terapeutico proposto proprio a queste pazienti. Quindi una grandissima speranza viene data a delle pazienti con una malattia che fino a poco tempo fa aveva a disposizione poche armi terapeutiche. Ecco, lei ha sensibilizzato particolarmente la platea con la lettura di una lettera diciamo particolarmente toccante, dove si parlava del mostro. Ecco, l'idea di proporla al pubblico oggi. Sì, le pazienti, dietro una scelta terapeutica abbiamo una paziente che è una persona con una storia personale, familiare, che combatte nella quotidianità con un autentico mostro che è il cancro. Quindi la scelta del medico deve essere sempre molto oculata, proporre il meglio e soprattutto cercare di offrire a queste pazienti non soltanto una cura medica, ma anche proprio una cura umana, che è quello che poi ti chiedono nella quotidianità i pazienti dei nostri ambulatori, un supporto terapeutico ma anche emotivo. Anche psicologico. Assolutamente sì, è una malattia che comunque devasta, non soltanto fisicamente ma anche l'anima e la mente, e quindi ovviamente pazienti che soffrono e che poi noi ovviamente incoraggiamo nella quotidianità nel combattere contro questa malattia, proponendo questi che noi chiamiamo farmaci innovativi, e nel paradosso una paziente che ha questo tipo di malattia molto brutta, molto pesante, viene incoraggiata dalle nostre parole e si sente una fortunata nell'avere la possibilità di poter, vicino casa propria, perché anche questo è molto importante, curarsi con le migliori strategie terapeutiche, quindi offrire il meglio anche in ospedali che sono vicino al domicilio dei pazienti, evitando queste fughe, questi viaggi della speranza che comunque investono anche sotto tutti i punti di vista, anche quello economico. Si è abbassata l'età del carcinoma alla mammella? In realtà sì, già da parecchi anni abbiamo visto appunto questa maggiore incidenza della malattia in pazienti molto più giovani, quindi esortiamo sempre tutte le pazienti, anche in giovane età, ad eseguire programmi di prevenzione, di screening, al fine di poter fare una diagnosi precoce di questa malattia. La precocità diagnostica è fondamentale al fine di poter addirittura arrivare ad una guarigione completa.